calare il sipario in questa giornata straordinaria che ci ha praticamente occupato tutto il pomeriggio in territorio di Sedilo. Vogliamo chiudere le nostre riprese con questo nuraghe che in pochi vi hanno fatto vedere, il nuraghe Talasai. Il nuraghe Talasai a 2,5 km dal centro abitato di Sedilo. Vi ripeto, sta per calare il sipario. Solitamente vi dico che le giornate di venerdì sono brutte, ma invece oggi è particolarmente spettacolare. Questo è lo strapiombo che caratterizza questo nuraghe incredibile, e ho anche paura a fare le riprese perché c'è un volo di 70-80 metri e quello è il lago Omodeo. Questo è il nuraghe Talasai. Ragazzi, c'è poco interesse su questo nuraghe che il territorio di Sedilo dice che sta per cadere, sta per crollare. Infatti io non voglio entrare, che non voglio mancare di rispetto agli amici di Sedilo. Mi fido del fatto che questo nuraghe sia pericolante, lo filmiamo dall'esterno. Oggi facciamo queste riprese così bellissime in questi contesti straordinari. E ora vi faccio vedere l'ingresso di questo meraviglioso nuraghe. Poco tempo fa c'era la campagna Salviamo il nuraghe Talasai. Sono stati stanziati circa 100.000 euro per salvarlo, per metterlo in sicurezza. Qualcuno non è ottimista, io invece lo sono sempre. Stiamo arrivando praticamente all'ingresso di questo meraviglioso nuraghe Talasai. Un'emozione indescrivibile. Poi ogni volta che si viene in questi posti e c'è il tramonto diventa una cosa quasi ieratica, quasi sacerdotale, ma vabbè. Eccolo qui, cala il sipario, quello sullo sfondo è l'incredibile lago Omodeo e questo è il bellissimo nuraghe Talasai. Allora cerchiamo di far sì che ci sia l'importanza dovuta, perché secondo me non è messo peggio di altri. Io non entro, ve lo faccio vedere dall'esterno, però ragazzi, facciamo tifo per questo nuraghe perché deve ritornare allo splendore che merita. Ciao a tutti, viva Sedilo e viva la Sardegna!